bambini quanti giovanissimi. Ovodda è anche il mercoledì delle ceneri e le sue associazioni, i balli, i cori, canto a tenore, davvero è tutto quello che una comunità può manifestare. Ma vedo Antonella Brianda pronta con un ospite da Sì, intervistare. sì, Giuliano, io volevo dire, sempre per parlare di questi confini che Sassari è riuscito a rompere e a oltrepassare, sono in compagnia di una delegazione dal Giappone che con l'amico Giovanni, che ha un'associazione di italiani in Giappone, adesso ci farà da traduttore. Io volevo sapere da queste persone che cosa porteranno in Giappone. 日本に何持ってくるの？日本に、何持っていく持ってくるの？気持ち的に何持ってくるの？セルデニアから何のこと？すごく自然が素晴らしくてLa natura bellissima, 海がものすごく綺麗だったら思い un mare bellissimo, で街がすごく可愛くて i paesi bellissimi, 中世のみたいな molti paesi medievali incredibili. Loro arrivano da Tokyo, mi dicevi. Voi avete un'associazione italiana in Giappone. Sì, siamo 4 ragazzi che stiamo dando un po' da fare per fare conoscere la Sardegna in Giappone, si chiama Isola Giappone. Negli ultimi 3 anni stiamo andando avanti, insomma, autofinanziati, con una serie di eventi per appunto portare la Sardegna in Giappone. Noi ti ringraziamo per questo, perché voi vi fate portavoci della Sardegna. La cavalcata sarda si fa portavoce della Sardegna in Giappone. Allora, che cosa vi sta piacendo di più di questa mattinata? Una cosa. この祭りの一番気に入っているもの、今のところまで何ですか？牛がものすごく大きくてびっくりしたのと、あと衣装がとっても綺麗。 Allora, i costumi bellissimi, ma soprattutto il carro con i buoi enormi del gruppo di Tiesi erano impressionanti. 馬がとってもかっこよかった。警察官がかっこいい。 Anche i cavalli e i carabinieri a cavallo erano incredibili. Perfetto, questa è la testimonianza della delegazione dal Giappone. Io ringrazio Giovanni Pilialvu che porta la Sardegna, l'Italia in Giappone. Grazie per quello che fate e buon proseguimento di cavalcata. Grazie. Giuliano, tu volevi che io rintracciassi l'assessore al turismo? Se non ho capito male, che so è arrivato Sì, da poco, aveva lo un vedo in impegno. Postazione, adesso come tu ti ve- posizioni, appena lo trovi ti do subito la parola. Perfetto. Intanto vediamo i bambini di Ovodda che ovviamente si stanno cimentando in un ballo spontaneo, sono bambini della scuola materna, della scuola dell'infanzia, e li vedete nella loro tenerezza a fianco ai grandi, davvero una foltissima delegazione ovoddese. Vi dicevo, paese del pane, ci sono proprio queste pietre in granito che all'ingresso e all'uscita vi danno il saluto, proprio a sottolineare non solo del pane, c'è per esempio su Pizzudo, ma io vorrei oggi soprattutto fare un abbraccio grande a zia Vittorina Sedda, che da poco ha compiuto 103 anni, è una donna straordinaria che ha cavalcato la sua età, ha oltrepassato il secolo con la vitalità di una ragazza, una donna bellissima, e quindi so che in questo momento ci sta guardando perché segue sempre la programmazione che riguarda le cose di Sardegna, e quindi le mandiamo un bacio da qua a lei e a tutti i centenari della Sardegna. Antonella Brianda è in compagnia dell'assessore Morandi, a te la parola. Allora, grazie Giuliano. Sì, sono riuscita a rintracciare l'assessore regionale al turismo